Sono oltre 2.300 gli assuntori di droga dichiarati in cura in terraferma, così dai dati del SERD della ULSS 3, in cui conglobano Mestre con la Riviera del Brenta, ma il rapporto è quello fermo al 2020. Cifra sommaria a cui vanno aggiunti i pendolari del rifornimento dello spaccio, provenienti in treno o via autostrada da tutto il nord-est e dal nord-ovest, Milano in testa, cui va a sommarsi tutta la logistica ramificata del narcotraffico, con in testa i broker della droga costituiti dai gruppi 'ndranghetisti, quindi a scendere i nigeriani e albanesi con la cosiddetta manovalanza dello spaccio, costituita tra tunisini e magrebini. E questa è la fotografia scattata dal Viminale per la quale, come non mai finora, Mestre è divenuta punto di riferimento della droga per tutto il nord Italia, fenomeno per il quale i consiglieri comunali di opposizione tornano a chiedere interventi mirati, proponendo progetti e piani programmatici. Serve agire su due piani: colpire duro sia lo spaccio di strada che il narcotraffico, che porta qui le grandi quantità di stupefacenti che poi vengono spacciati in strada, e recuperare le persone che sono nella dipendenza. Nel frattempo sono ancora piantonati dalla polizia in ospedale i due nigeriani che si sono accoltellati a vicenda mercoledì sera a Mestre nell'area tra Via Piave e la stazione per un regolamento di conti per la spartizione delle piazze dello spaccio in città. Uno dei due è stato trasferito nella rianimazione dell'ospedale di Treviso. Alla maxirissa, a colpi di fendenti, iniziata all'altezza dell'Istituto Piave, avrebbero preso parte una decina di persone divise in due fazioni. Per uno spacciatore fuori piazza già pronti i suoi rimpiazzi. Ecco come echeggia Bettin. Finché ci starà questa realtà molto vasta, purtroppo, di persone che la droga la assumono, la consumano, ne sono dipendenti, si riproporrà continuamente l'emergenza. Bisogna svuotare la miniera d'oro degli spacciatori, che è la grande quantità di persone in stato di dipendenza.